Un'assemblea per discutere diversi punti con tutti forse un unico denominatore, cioè il fatto della grave crisi e del blocco praticamente che si registra negli enti locali. L'assemblea di oggi si inquadra proprio nel tentativo di reagire a questo stato di cose, perché noi, oltre che tutelare i lavoratori, abbiamo a cuore le sorti dell'amministrazione regionale e poter offrire dei servizi validi ai cittadini, che non è certamente con spostamenti di massa oppure con azioni plateali che servono solo al Presidente per apparire sui giornali, ma serve una razionalizzazione del personale, una riqualificazione del personale che finalmente consenta al dipendente regionale di potersi esprimere nella propria attività lavorativa. In questo ultimo periodo si sente parlare spesso e volentieri di questa parola mobilità, mobilità del personale. Ultimamente la Regione crede e pensa di poter risolvere una serie di problemi di disorganizzazione complessiva attraverso un sistema che loro chiamano e dicono di mobilità, ma intendendo qualcosa di diverso. Loro intendono prendere le persone e spostarle da un porto a spostarle all'altro senza criteri e senza nessuna programmazione. Tant'è che su questo argomento con l'ARAN già abbiamo avviato un ragionamento per individuare i criteri certi che consentano a tutti di sentirsi quantomeno garantiti rispetto a questa follia generale che si sta ingenerando, e siamo a buon punto. Uno dei punti che verrà dibattuto è questa riclassificazione del personale. Sì, noi cosa chiediamo? Sostanzialmente alla Regione siciliana chi è che ha un titolo di studio e che ha una certa professionalità non è classificato in una categoria lavorativa corrispondente. Abbiamo almeno 5.000 persone in categoria A e B, per noi tutto questo è inaccettabile, bisogna assolutamente razionalizzare la macchina amministrativa e creare dei percorsi di carriera sia per il personale inquadrato nelle categorie A e B, sia per il personale inquadrato in categoria C e D, che spesso è in possesso di titoli di studio che non vengono poi riconosciuti. Sul ridimensionamento che è stato fatto al commissario dello Stato. Che significa? Praticamente il commissario dello Stato aveva la possibilità di impugnare delle leggi prima che venissero promulgate dall'Assemblea regionale siciliana e vagliarli se c'erano vizi di anticostituzionalità. Adesso si apre chiaramente una nuova stagione per la regione siciliana. Noi vogliamo rivendicare la presenza del governo nella revisione dell'istituto contrattuale anche per dare un servizio migliorativo alla Sicilia. Si parla spesso a discapito dei dipendenti regionali come se fossero dei fannulloni, ma spesso e volentieri è la cattiva organizzazione della regione che non permette un efficientamento, diciamo, del corpo personale della regione.